Dopo 4 anni di inchiesta si è chiusa finalmente l'indagine pubblica sull'incendio della Grenfell Tower a Londra la notte del 14 giugno 2017. 72 le vittime e tra queste la coppia di architetti fidanzati Marco Gottardi di San Stino di Livenza e Gloria Trevisan di Campo San Piero, in provincia di Padova. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è mercoledì 3 agosto 2022. La prima notizia del giorno riguarda appunto il rogo della torre di Londra, come titola il Gazzettino di oggi. Marco e Gloria avevano dato rifugio a madre e figlio, sì, perché nel rendere noto la conclusione delle indagini, la stampa londinese rivela un particolare finora sconosciuto. Nell'appartamento dove sono morti Marco e Gloria c'erano altre 2 vittime, una donna di 68 anni di origine dominicana e il figlio 50enne. I 2, nel tentativo di scappare dal fuoco, si erano rifugiati proprio nell'appartamento al 23° piano abitato da Marco e Gloria. La donna di 68 anni appunto era affetta da una forma di Parkinson, un fatto che mette ulteriormente in luce gravi responsabilità su chi non aveva mai attuato i piani di fuga, in particolare per le persone disabili. Un dettaglio, parte di una vicenda estremamente complicata sulla quale il responsabile dell'inchiesta e un team di avvocati sono al lavoro per preparare il rapporto finale. La squadra di investigatori dovrà stabilire le cause dell'incendio e le conseguenti responsabilità delle persone e delle ditte coinvolte. Un'attività immane, scrive Gianni Prataviera sul Gazzettino di oggi. Ufficialmente ha una data di inizio, lunedì 7 novembre. A più di 5 anni dalla tragedia sono oltre 300.000 i documenti raccolti, verranno esaminati, così come le 1.500 testimonianze. Il rapporto finale sarà di fondamentale importanza per la Polizia Metropolitana. Si dovranno poi attendere le conclusioni della commissione d'inchiesta prima di passare al Crown Prosecution Service, che dovrà promuovere l'accusa penale. L'indagine è iniziata nel maggio 2018, ha messo insieme un grandissimo numero di prove. Dovrebbero portare ai procedimenti contro le ditte coinvolte nella ristrutturazione della Grenfell Tower, torre di proprietà pubblica. Le accuse sono di frode, di omicidio colposo grave e reati legati alla salute e alla sicurezza delle persone. Tra le prime conclusioni degli accertamenti effettuati, pensate, sembra che negli appartamenti ci fosse tanto fumo acre, nero e denso, ma che i vani scale fossero ancora praticabili. Era ciò che i vigili del fuoco avrebbero dovuto constatare e quindi evacuare i residenti invece di invitarli a rimanere negli appartamenti, cosa che è successa. Quali saranno i prossimi passi della giustizia inglese? Probabilmente il rapporto dell'inchiesta pubblica non verrà pubblicato prima del 2023, il che significa che i procedimenti penali non dovrebbero iniziare prima del 2024. Nel frattempo sono numerose le azioni legali presentate nei tribunali civili. Le famiglie venete di Gottardi e Trevisan, nonostante la lentezza della giustizia del Regno Unito, continuano ad essere fiduciose che un giorno per Marco e Gloria si arrivi ad avere giustizia. Noi non ci arrendiamo, dicono i genitori di Marco, continuiamo a ricordare Marco e Gloria attraverso la fondazione Grenfell Love a loro dedicata. Questa la prima notizia di oggi. Un saluto a tutte e tutti voi da Jack Calcetto. Proseguiamo con le prossime notizie. Intanto una flash, sempre di incendi si parla, ed è in questo caso l'incendio nella villetta di Alex Zanardi. Paura per l'ex pilota portato a Vicenza, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi. Un rogo all'impianto fotovoltaico ha richiesto l'intervento dei pompieri, il 55enne trasferito all'ospedale San Bortolo. Una paginata dedicata alla notizia con le foto delle squadre dei vigili del fuoco impegnate nella villetta di Noventa Padovana, in provincia di Padova appunto, dove vive Alex Zanardi, l'ex campione paralimpico. Foto anche dell'auto dei carabinieri giunti in via De Gasperi appunto.
c'è la foto dell'area dell'abitazione interessata dall'incendio. Alex Zanardi ritorna nel reparto che l'aveva accolto nell'aprile 2021 a 10 mesi dal grave incidente che l'aveva visto coinvolto. Ancora una volta da Sveglia Veneto i migliori auguri ad Alex Zanardi. Voltiamo pagina e torniamo a parlare della politica verso il voto, lo scenario in regione, sempre sui quotidiani del gruppo Gedi, le polemiche in casa Lega, i conti in tasca, Salvini sferza i consiglieri regionali, devono solo ringraziare, questo il commento del leader della Lega sul contributo da 5.000 euro richiesto appunto a ciascun consigliere regionale per la campagna elettorale. Continuano però le polemiche per la richiesta di finanziamento volontario, si fa per dire giunto da via Bellerio. Anche Zaia è stato chiamato a pagare, ma i leghisti veneti dicono che nessuno lo farà. Quindi insomma l'intenzione è quella di una ribellione alle richieste di Salvini. Giuseppe Pan, capogruppo della Lega in regione, ha ricevuto la richiesta, dice: i panni sporchi io li lavo in casa, questo è il suo unico commento, e appunto si profila il rischio che nessuno versi la cifra richiesta. La notizia tiene banco su tutti i quotidiani di oggi, comunque, quindi leggiamo rapidamente i titoli anche sul Gazzettino e sul Corriere del Veneto. Il primo dice: la Lega a Nord-Est, Salvini, il contributo, chi prende certi stipendi deve solo ringraziare il leader a Venezia, e il caso 5.000 euro, nessun obbligo ma certi sindaci danno tutto, spiega Salvini. Rispondono alcuni consiglieri regionali, ad esempio Barbisan parla di una richiesta fuori dai sentimenti, e Bet, un altro consigliere regionale leghista, dice: diamo già 1.200 euro al mese, ne vogliono altri? Evidentemente sì, visto che la richiesta è di ulteriori 5.000 euro, una tantum in questo caso, per finanziare la campagna elettorale del Carroccio. Ancora il Corriere del Veneto, Salvini, i consiglieri pensino a lavorare, gli eletti sono irritati per l'obolo elettorale, il segretario risponde: dovreste ringraziare. L'affondo quindi di Salvini: nessun obbligo ma ci sono sindaci che prendono 500 euro di indennità e li danno tutti alla Lega. Insomma, una lezione ai consiglieri regionali della Lega è quella che arriva da Matteo Salvini, che chiede appunto questo ulteriore contributo di 5.000 euro per finanziare la campagna elettorale per le politiche di settembre. Voltiamo pagina, ancora sui giornali di oggi si parla del suicidio assistito. Elena è morta, scrive il Corriere del Veneto, ho scelto io per evitare l'inferno. Questo il virgolettato che viene riportato nel titolo dell'articolo di Michela Nicolussi Moro. L'addio in Svizzera della libera professionista di Spinea, ne avevamo parlato anche ieri nella puntata di Sveglia Veneto. La donna era condannata da un tumore ai polmoni, ha scelto di recarsi in Svizzera appunto per poter trovare sollievo nel suicidio assistito, accompagnata da Marco Cappato, che ora peraltro è andato ad autodenunciarsi e rischia fino a 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. Ma leggiamo il riassunto della lettera scritta proprio da Elena. Questo è il vero nome, non Adelina, lo pseudonimo con il quale la libera professionista in pensione di Spinea, 69 anni, malata terminale di tumore ai polmoni, lunedì aveva reso pubblica la scelta di andare a morire in una clinica di Basilea, perché in Svizzera il suicidio assistito è legale senza le condizioni imposte in Italia. Si mostra appunto in un video, superando la consueta riservatezza, per aiutare quelli che si trovano o si troveranno nella sua stessa situazione. Così ha detto: mi chiamo Elena, sono italiana, attualmente mi trovo in Svizzera. Racconta nel video diffuso su YouTube dell'associazione Luca Coscioni: normalmente sono molto riservata, però ho deciso di raccontare la mia storia perché penso che possa tornare utile a molte persone che si troveranno nella mia situazione. Quindi la diagnosi: a luglio 2021 il tumore era già esteso e i medici dissero che avevo poche possibilità di uscirne. Le terapie: ho provato a curarmi ma non è servito, ormai mi restavano pochi mesi di sopravvivenza. L'addio a marito e figlia: mi hanno capito e sostenuto, avrei voluto morire tenendo loro la mano, non era possibile.
l'ultimo viaggio, ho deciso di terminare la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia. Questo per quanto riguarda la notizia del suicidio assistito di Elena, 69enne, libera professionista di Spinea. L'ultima notizia di oggi è invece una flash, si tratta del consueto sondaggio di Demos per l'Osservatorio sul Nord-Est del Gazzettino. Oggi si parla di vacanze estive, nell'estate 2022 meno partenze, quindi vacanze per 4 su 10, 7 giorni tutti al mare. Rispetto a 4 anni fa cala dal 48 al 43% la percentuale dei nordestini che prenderanno un periodo di riposo. Viaggiano soprattutto i giovani, ma solo il 17% degli over 65. La durata delle vacanze sarà al massimo di una settimana per metà degli intervistati, più di una settimana per l'altra metà. Interessante naturalmente il fattore di età, come abbiamo visto il 73% dei giovanissimi dai 18 ai 24 anni va in vacanza, percentuale che scende fino ad arrivare alla classe over 65 che sostanzialmente non va in vacanza, solo il 17% parte per le vacanze. C'è anche una correlazione inversa col livello di istruzione. Chi ha un livello di istruzione basso va pochissimo in vacanza, solo il 6%, chi ha un livello di istruzione medio va in vacanza nel 37% dei casi e il 61% invece di chi ha un alto livello di istruzione va in vacanza. Per la categoria socioprofessionale vediamo invece che ad andare maggiormente di più in vacanza sono gli studenti, seguiti dai tecnici, gli impiegati funzionari, poi gli imprenditori e i lavoratori autonomi e poi ancora i liberi professionisti, per poi arrivare alle categorie che meno vanno in vacanza: gli operai, i disoccupati, i pensionati, le casalinghe. Il mare resta in cima alle preferenze dei nordestini, seppure in lieve calo rispetto all'epoca pre-Covid, il 2018, ma anche il 2001, era il 75%, è sceso al 65%, quindi 10 punti percentuali in meno. La montagna poi e infine città e altre destinazioni. Ecco, per oggi è tutto, questa era l'ultima notizia del giorno. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata e come sempre torniamo a sentirvi domani.